Giuseppe Di Rosa, oggi una conferenza stampa per illustrare quali sono le reali condizioni di Villa del Sole, che stiamo vedendo che tutto è stato capitozzato, però a quanto pare mancava un permesso importante della sovrintendenza. Non mancava, il permesso della sovrintendenza per l'appalto dei lavori pubblici è essenziale. È una delle prime cose che doveva ottenere il Comune di Agrigento, prima ancora di andare in gara, prima ancora di aggiudicare lavori e prima ancora di iniziarli. Oggi vogliono mitigare tutto, dicono che non erano iniziati i lavori, mentre il sindaco ha posto la prima pietra il 29 di novembre del 2023, mentre l'impresa aveva apposto la cartella, come potete vedere davanti al cancello, di inizio dei lavori e di cantiere, e oggi vogliono far capire che invece sono in attesa del nulla osta sul progetto esecutivo, sul progetto finale della cantierizzazione. Noi non siamo assolutamente contro al progetto, abbiamo sempre detto che avremmo speso questi 4 milioni per sistemare tutti gli asili della città di Agrigento e sistemare e ritornare a far vivere la Villa del Sole. I soldi c'erano, si poteva fare, nessuno può dire che non è così, non stiamo dicendo assolutamente le corbellerie che dicono loro. Una cosa è certa, con le altre associazioni stamattina presenti alla conferenza stampa, Mariamico, Legambiente, Punte a Capo, altre che non erano presenti ma per motivi personali, perché capite che abbiamo fatto tutto in fretta e furia questo sabato mattina, firmeremo una richiesta alla Procura della Repubblica di essere sentiti tutti in quanto persone a conoscenza di fatti e a conoscenza di reati perpetrati contro il pubblico. Non possiamo nascondere che purtroppo Agrigento, purtroppo per loro, si può amministrare anche nella legalità. Mario Aversa, Associazione Punto e Capo, ecco il vostro punto di vista. Sì, io penso che è stato consumato un grave atto in danno degli agrigentini di famiglia, dei bambini, nel momento in cui si è fatto questo intervento presso la Villa del Sole, che era punto di riferimento appunto. Noi aspettavamo che si facessero lavori di ristrutturazione della Villa del Sole e non della capitozzatura, della devastazione di 1000 metri quadrati, 10.000 metri quadrati qualcuno dice, di un'area destinata al pubblico. Non sappiamo che fine farà quest'area finora destinata al pubblico, non sappiamo. Mi sembra di essere ritornata ai tempi del marchese Onofrio del Grillo, della Roma capitolina dell'Ottocento, dove usava dire: io sono io, voi non siete un cazzo. Ora dico, ma questi soldi perché non li dirigevate verso il Parco Icori, per esempio, e alla Villa del Sole la restituivate così com'era, togliendo le parti ammalorate, riqualificandola, anziché ricorrere a un progetto, si sente dire 4 milioni, 3 milioni e mezzo di euro, scusate. C'è qualcosa che sentiremo la conferenza stampa a posteriore di quello che è stato fatto, perché quando ho capito si sono iniziati i lavori senza l'autorizzazione della soprintendenza, cosa che stanno cercando di avere a lavori ultimati, a lavori iniziati voglio dire, e la posa della prima pietra doveva avvenire secondo me prima, dopo aver acquisito l'autorizzazione della soprintendenza, non dopo, va bene? E questo è lo stato dell'arte. Noi siamo qui stamattina a vedere passare la gente con bambini indignati, dice: ma guarda com'è finita la Villa del Sole. Non è bello per gli agrigentini assistere a questa cosa. Speriamo che nella conferenza stampa annunciata, non si sa a quale data, siano convincenti, ma penso che 644 milioni annunciati dal sindaco dovranno essere spesi in questa maniera alla Marchese del Grillo. Non ci siamo, sindaco, non ci siamo assolutamente.